Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. In questa puntata torniamo a parlare di aggettivi, seguiamo a parlare di aggettivi, ma vediamo speri di sostantivi etnici. Belle questa parola, la si distingue da questi sostantivi etnici. Ad esempio, è più facile di immaginare se andiamo a dire di ite vedante. Questo so che a motivo in questa puntata sostantivi etnici che si mutano in italiano che sono classificati in 6 grammatiche importanti che hanno scritto gli studiosi sardi, altro non sono che a narrare di veste una persona, di classificare una persona in base a sua vita, in uve nasce, in uve cresce, in uve vive. Tanto comprendere che cerchiamo di cominciare da una classificazione. Come vengono questi aggettivi o sostantivi etnici? Chi ha da intendere di più, che sono più diffusi in Sardegna, sono questi che vengono con esu per maschio e esa per femmina. E sono a vedo queste che chiamo a intendere di più, che sa sprur de sarbidda, andiamo a tenere questa sia. Lo possiamo accattare questa sia in esu, esa, in questa sarbidda. Devo giustamente poi cominciare da queste che conosco meno, ed è ozzanesu, ozzanesa, che chiede di narrare che uno este de ozzana, de ottana. Vedete se si tiene sul finale in eso e a suo femminile altro che non abbiamo usato che le ponere una A. Poi nugoreso, nugoresa, si comprende che sono sorde nugoro, burghesu, burghesa, chi aborta sono sorde burgos, chi aborta potete intendere nande per este de su burgo, lo potete intendere per nande in questo modo. Poi andiamo a dennantisi, po durgali, durgaleso, durgalesa, e galu, siamo in tattari, tattaresu, tattaresa, ozieri, ozieresu, ozieresa. Tempio, tempieso, tempiesa. Se si vede che bidda è esempio di agere vindata infinitamente, deo non ve lo spozzo narrare tutto, però è giusto un po' comprendere come a savine sono questo sostantivo etnico che viene con esu o esa. Però a mornare che questo sono spruso diffuso, questo che accattiamo di pruso, però bisogna per altre terminazioni, altro finale se poi questo sostantivo etnico e andiamo a l'orbire pagapago e possono essere inu, ina o inku, inca o galo, idano e itano. Non abbiamo scritto questo sono cose che si intendono sempre più spago, però noi siamo a fare qualche esempio per il gusto. Una cosa che è giusto alla narrare prima di avere questo esempio su questa sterminazione è che non vale di questa sterminazione su questo sostantivo etnico, non vale solo per narrare la provenienza di una vita, ma per di una data località, di una data regione parte della Sardegna. Come che sia da Gaddura o su Campinano o sa Baronia e l'orbitiamo. Poi su Campidano mornau campidaneso, campidanesa, gaddureso, gadduresa, locudoreso, locudoresa, marghineso, diciamo margine, marghinesa, baroniesu, baroniesa. A questo gioco abbiamo questa sterminazione in esu e esa, che ne abbiamo eccezione, che narrare che ha questa differenza rispetto a questa regola che abbiamo, sorde orgosolo e sorde bitti. Sorde orgosolo si mutini orgolesoso e orgolesasa, sorde bitti si mutini bitticchesoso e bitticchesasa. Casi che in questa regola in istettoso invece bitteso o orgosoleso. I distretti non pago troppo leggo da narrare, ecco poi il motivo poi cambiano un pago rispetto a questa regola.
Amornau che però questo so aggettivo e sostantivo etnico so possono finire per in, inu e ina. E in questo spuro vinda da qualcuno da elencare. Sorda mamosada, mamoiadino, mamoiadina. Lo potete intendere dopo c'è una mamosada, quindi lo potete intendere per mamosadino, mamosadina. Lodeino, lodeina. È galo, che sono sorda lode. Posadino, posadina. Lanuseino, 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 lanuseina. Bulteino, bulteina. Oroseino, oroseina. Buddusoino, buddusoina. Ozastrino, ozastrina. Tornando a cuda già pagare un esempio per i desarbari a regione della Sardegna. Finini in, incu, inca. Deo apo elencau du arbidda che mi sono venuta con cascusa, però non è che non mi da padattere, poi mancari nelle schide e altre, schipodite e a zucchero a questo elenco. E sono sorde bosa e sorde sorso. Sorde bosa si mutini busincu, businca, sorde sorso si mutini sossincu e sossinca. Poso finale, idano e tano, andiamo a approfondire un poco che sono vari modi di mutire sa gente di un matessi loco. E l'orbidimmo. Ponarre soschi sono de Castello, de Cagliari. Si possono mutire in cagliaritano, cagliaritana, castellaso, castellasa, ma per castellaio, castellaglia. Può tornare a un esempio di questo che viene in nino, podimmo dire sorde cuglieri, che si mutini cuglieridano o cuglieridana. Camor belle finio a elencare tutto questo possibile modo di mutire. Poi vi sono sempre in nino e nina, turritano, turritana, che altro non sono che la gente di Porto Torres. So del Castel Sardo, pensate che si possono mutire che in medar maniera se in elencamo trese, e che sono Castellano, Castiddano, Casteddineso. Insomma, modo di mutire sor del Castel Sardo fin da me se non da mentamor sono uno anda bene che è tutto. Poi serrare questa puntata, dato che abbiamo fatto la provenienza della gente, delle varie parti della Sardegna, poi però devo scontare questa volta un conto che a me aggrada, me lo contiene sempre candipo minore. E questo conto è successo in Ozzana, che è la vita mia. E succede che tanto già fa che cola da accaddu un omine de ozieri e questo omine de ozieri dichirau a Ozzana può comprare lana, ma lana non dà da accattare e si che sta andando, si che andando è male contento deluso da che non vai ad accattare su chi li serviada. E sul frattempo chi andando ha cominciato a narrare tra sé e sé. In Ottana non ha pappi di ambidda non ha pappi di Ottana, dei suoi fuoco si pese di schentidda che lo torre da terra piana. Ed una cosa lezza poi se sozzanese, che ide che è deluso de sa vita, che ide irroccando sa vita li capitare sa speus cose, cioè come andare che non gli ha accattato nulla e che questa terra di Ozzana devia da tornare a terra piana, che non è che si devia disperdere. Ma in suo frattempo su un ozzanese che non è di un ozzanese qualsiasi, è di Ziusoro, che è un poeta, uno dei promano poeta di Ozzana e della Sardegna pure, un meda connoto, attando di pizzino, l'ha d'inteso, che è di qua in dei guarda un muro, che si stoppao e l'ha da risposto in rima soziereso. E l'ha da nao. Si nottana non sappido ambidda, poite non tarle trotta, un male divenza di indianotta, chi sa spaule se non coi zerrana, l'ha da risposto con un altro il rocco in rima, e tanto rispondendo lo gai la pediò a suo ziereso dei nuveiti,
E sozieresu l'annau meda arrogantemente, meda presumiu, l'ha risposto Deus de ozieri tanto idi una vita importante, una vita de gente che ha di studiare, de mannos scrittori, de mannos poetas, e l'ha risposto Deus de ozieri, un banco, una pinna, un interi. E su de Ozzana non si è più pregato a li rispondere, e Deus de Ozzana, un vusso, un turre, una campana, che di narrare una cosa lezza, che di narrare chi li di nande cosa de morte. Questa storia, li schiede come finia che su de Ozzana e su de Ozieri sono abbarrauso notte con questo botte risposta ci sono attos amigos e sono abbarrauso tutto la notte rimande, nandesi versos uno a satiro. Ma grazie da ascoltare questa storia, spero che vi sia aggradata e con questo borlasso e bordavo appuntamento alla prossima puntata, poi imparare la lingua tarda.